150 procedure truccate in tutta Italia, comprese le gare per i lavori del post-terremoto nelle aree dell'Italia centrale. L'inchiesta della Procura di Gorizia, che ha fatto luce ancora sul presunto malaffare nel settore dei lavori pubblici, ha messo sotto la lente tanto le società quanto gli enti pubblici. E di fronte all'ennesimo scandalo sugli appalti che fra Veneto e Friuli avrebbe avuto il cuore pulsante, è lapidario il presidente Zaia. Ringrazio la Procura che sta facendo queste indagini, benvengano queste indagini, l'ho detto anche col Mose, figuratevi se non lo dico ora, e vedo che noi siamo su alcune carte parte offesa, cioè la parte offesa lo siamo noi per alcune partite. Prendo atto che se siamo parte offesa e se è dimostrato questo vuol dire che qualcuno ci ha creato dei danni, quindi è bene che siano puniti. E sull'operazione tagliamento, così è stata denominata l'indagine eseguita dalle Fiamme Gialle di Gorizia, oggi l'ANCE dice che è evidente che il sistema non funziona e va ripensato. Intanto l'auspicio è che l'inchiesta si svolga in tempi rapidi e che individui chi ha commesso illeciti. L'indagine partita dalla finanza, dice il presidente dei costruttori edili Salmistrari, testimonia come anche sul fronte dei controlli ci siano delle enormi criticità. Gli errori vanno bloccati a monte. Sulle indagini pure CAV, Concessioni Autostradali Venete SpA, precisa di risultare parte offesa nell'indagine, come peraltro riportato nel decreto di acquisizione di documentazione afferente a alcune gare d'appalto, in particolare per manutenzioni del passante di Mestre. Naturalmente, spiega la presidente Luisa Serrato, CAV offrirà la più ampia collaborazione agli organi inquirenti fornendo tutta la documentazione richiesta e le informazioni del caso.